Un sistema di evasione fiscale messo in atto da una vera e propria catena di centri estetici organizzati formalmente come associazioni non riconosciute ma di fatto esercenti di attività commerciali. A scoprirlo la Guardia di Finanza di Padova con un'indagine denominata La Grande Bellezza, il meccanismo che ha consentito di scoprire una maxi evasione di 4,6 milioni di euro faceva capo ad una coppia di imprenditori di Bagnoli di Sopra e di Stanghella e a un loro collaboratore di Este che operavano da tempo nel settore degli istituti di bellezza. I finanzieri hanno individuato un sistema evasivo collaudato da una catena di centri estetici organizzati formalmente come associazioni non riconosciute, ma di fatto facenti capo a questa coppia di imprenditori. Il controllo ha interessato 8 associazioni riconducibili ad amici e familiari compiacenti. I saloni di bellezza operavano nella Bassa Padovana, con Selve, Abano Terme, Monselice, Este, Piove di Sacco e in altre province venete nel Veneziano, nel Rodigino e perfino a Cortina d'Ampezzo. Nel tempo i centri estetici, anche grazie a prezzi concorrenziali consentiti dall'evasione, avevano attirato un sempre maggior numero di clienti, tanto da raggiungere una media annuale di circa 4.500 soci. Inoltre tutti i centri pubblicizzavano la propria attività utilizzando un marchio comune, un unico sito internet e dei listini prezzi caratterizzati dalla stessa grafica. L'operazione ha portato alla denuncia di 3 persone, alla scoperta di 6 evasori totali e di rilevare complessivamente ricavi non dichiarati al fisco per 4,6 milioni di euro e il mancato versamento di IVA pari quasi a 1 milione di euro.